Hai ricominciato a mangiare? Guarda di mangiarli volevans. Cena di no, la Natale. maionese. Va, ramengo, dai. Dai, almeno le 1000 foglie mangia, è il tuo compleanno oggi. Dai. Sì, è il compleanno, giusto? È il 16 Dai, dicembre. su, va bene. Mangiale le 1000 foglie che c'ha rento stracchino. I sacchetti termici, non buttarmeli via. Che se decidi anche a Pasqua di stare a casa, manco te la porto a casa. Sì, dopo la leggo, Cioè, scusa, dai, ciao. Scusate. Buonasera Giannanginetto, ma Sara? con chi era il telefono? Con chi è? Niente, già era sempre quel mio amico là che ha dei problemi sul lavoro, sta passando un brutto periodo, ecco, molto delicato. Un periodo molto delicato. Sì, c'è un po' ripreso però. Pochino. Sì, no, lo vedo ancora un po' tristino, ecco, ha perso appetito, sembra che dove lavora gli stiano anche facendo del mobbing. Pensa che non è neanche andato alla cena aziendale per i tanti auguri a te e famiglia. Si è perso che la lotteria, La lotteria. C'era in palio, primo premio, un iPhone 4 ricondizionato. Anche l'azienda non sta navigando. Difatti stavo dicendo, posso intuire quale sia allora l'azienda di cui sta parlando e soprattutto anche, non è che stava parlando con Paolo Zanetti? Chi io? Insomma, non è andato alla cena di Natale. Zanetti, dai. Era un periodo delicato. Vabbè che siamo amici d'infanzia. Vabbè che andavamo insieme a ciavare in macchinetta a stand. No, vabbè quello. che in sacrestia sgurlavamo il mizzano. No. Vabbè che insomma guardavamo Colpo Grosso tutti e due. No, ma dai, queste vabbè cose. Che siamo andati tutti e due da stesso oculista, però ecco, non è che ogni volta che sono al telefono con qualche d'uno, insomma, deve essere per forza lui, Dai, c'ho anche altri amici, dai. È il suo compleanno oggi? Sembra proprio Zanetti. Sì, ma non è che il 16 dicembre i compleanni sono Zanetti, Ho capito, ma. Per esempio oggi compleanni anche Ivana Spagna. Auguri. Vittorio Mezzogiorno. Che ha compiuti oggi. Mezzogiorno però. Compleanni che Cipollini. C'è Mario Cipollini. Il ministro Giorgetti. Compleanni Caelio. Ciccio Graziani. Compleanni Caelio. Beethoven. Vabbè, Beethoven. Poteva essere pronto Beethoven. Ho capito? E il suo trombetta, per compleanni anche lui. Chi è? È il suo trombetta. C'è un allenatore di calcio a 5, l'ho detto su Wikipedia. Pare che se sta in tante a partorire il 16 dicembre. Vuol dire che marzo è un mese dove gli ormoni si svegliano. Comunque sì, Sara Zanetti. Allora, dai, scusi. Ho cercato un attimino di portarvi fuori strada, ma voi altri siete furbi come quelli che sono furbi. Finalmente l'ha ammesso. Finalmente l'ha ammesso, però noi volevamo sapere cosa intendevi dire con dopo leggo e ti dico. Niente. Cosa devi leggere? Niente, la poesia. Poesia di Natale di Zanetti. Ma dai, che bello, ha fatto una poesia di Natale. Vabbè, siamo curiosi allora a sto punto. No, non posso leggerla. No, Come no, scusa, non insistete, non posso. No, dai, su, ce la detto di no, e quando dico che no, va bene. Ma dai, va bene. Che cialtrone. Allora, caro Babbo Natale, di questa situazione ce n'ho piene e basta. Ecco, sì, va bene. Ci metto impegno, anima e cuore. Alleno il Verona con tutto e amore. Bello. Ti giuro però, non so più cosa fare, sappiamo gol anche da sommare. E sì che lavoro e sudo come un mulo, ma i tosati me segue o me torpa? Cuore, ci vuole cuore per questa maglia gloriosa e per onorarla farò ogni cosa. Sperando di esserci anche il prossimo anno, ma non dipende né da me né da Setti né da Soliano. Al momento i se fermi ne può fare piani, i dice che i vende a sti qua americani. Ma come faremo a capirsi che a vacca che d'americano non capisce una H. Che bello il Natale, anche quest'anno è arrivato e tra poco sarà anche calciomercato. I bravi in difesa che sono senza, così poi a giugno si fa plusvalenza. E a Setti ci ho detto, guardi che io se ne vale la pena per risparmiare salto anche la cena. Per quello. Ma la cosa che conta per tutti i tifosi è che i americani non siano piocciosi. La storia dell'Hellas è troppo importante per dare in mano a qualche mercato. Bravo. E allora ragazzi, dai, forza Verona e tutti quei altri che vanno. Sì. Auguri! Auguri!
Agora città da bene? Sì, dai. Mi tocca dire che ti già ritiso. Mia semi? Esatto. Scusa, sono ancora in diretta. Come diretta. Ciao, Grazie che Gianazzinetto.